Gli itinerari del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Promo Turismo FVG. Lo sapevate che il Friuli Venezia Giulia è una regione da vivere in bicicletta tutto l'anno? 365 giorni sulla due ruote tra montagna, collina e pianura. Una terra veramente ricchissima di percorsi che Promoturismo FVG ha selezionato per noi. Molti itinerari sono ad anello, non mancano anche quelli lineari sui quali possiamo tornare indietro sempre in sella alla nostra bicicletta oppure farci comodamente riportare indietro dai mezzi di trasporto che appunto ci accompagnano anche con le nostre biciclette. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito turismofvg.it proprio nella sezione bike, ma vogliamo andarne a vivere vivere questa terra con passione. Nel secondo appuntamento con itinerari FVG vi portiamo alla scoperta dell'Anello dei Mosaici, che è uno dei percorsi della raccolta Borghi e Siti UNESCO, un itinerario che attraversa due gioielli inseriti tra i borghi più belli d'Italia, Toppo di Travesio e Spilimbergo, che proprio quest'anno ha ottenuto questo prestigioso riconoscimento. Ad accompagnarci io do subito il benvenuto qui con noi a Tania Beinat, guida naturalistica e cicloturistica, che ci porterà un po' anche a vivere l'avventura tra arte, natura e gusto. Ciao Tania, buongiorno. Buongiorno. Tania, allora partiamo subito dall'inizio. Ti chiedo che tipo di percorso è questo Anello dei Mosaici e cosa rende questa pedalata così speciale anche per chi non è proprio esperto? Allora, l'anello cosiddetto dei mosaici è relativamente facile, quindi adatto a chiunque, insomma, abbia un minimo di dimestichezza con le ciclabili del Friuli Venezia Giulia. Siamo quasi prettamente su asfalto, dedicato quindi al cicloturismo. Alcuni tratti sono ad attraversamento con traffico misto, quindi bisognerà prestare particolare attenzione, però è di difficoltà medio-bassa. Si sviluppa su un anello lungo scarsi 40 chilometri e un dislivello anche lì attorno ai 200 metri sia in salita che in discesa, essendo un anello, e appunto collega vari borghi interessanti, culturalmente anche promettenti, della pedemontana pordenonese friulana nel senso più ampio. Le caratteristiche principali sono appunto la natura che la fa da padrona e nello specifico flora, fauna e tutta la morfologia della pedemontana. Si possono attraversare vari ambienti, vari habitat, ognuno peculiare per la sua conformazione morfologica, il substrato, la geologia, flora e fauna, insomma, chi ne ha più ne metta. Quindi è un anello che si presta a molte chiavi di lettura. Che bello, e vorrei fermarmi anche insieme a te su qualche tappa, perché lungo il tragitto dicevamo si attraversano borghi storici come Toppo di Travesio e Spilimbergo, ma quali sono le tappe da non perdere, soprattutto dal punto di vista artistico e anche culturale, oltre che naturale? Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta. Diciamo che oltre a Spilimbergo, per cui la nota scuola mosaicistiche vale sicuramente la pena e anche un attimo di tempo per una visita approfondita, ma abbiamo per esempio tutti i guadi sul tagliamento che si possono tranquillamente osservare percorrendo la tratta da Gaio, attraversando Baseglia e poi ritornando a Spilimbergo. Ecco, io ho un consiglio che vi do: andate a caccia dei vari San Cristofori, che sono delle pitture affrescate sulle facciate di numerose chiese, non da ultimo anche a Spilimbergo, ne troverete più di alcuni. E poi ci sono varie divagazioni, piccole divagazioni che si possono fare proprio partendo dalla traccia originaria, che ne so, per esempio il Puntic a Molevana, che è un antichissimo punto di attraversamento del torrente Cosa, le torbiere di Sequals. Per me che sono guida naturalistica, quella è la zona privilegiata, ma non mancano per esempio aspetti più folcloristici, tipo la casa natale di Primo Carnera a Sequals, il mulino di Borgo Ampiano, i castelli medievali appunto di Toppo, di Solimbergo, di Spilimbergo. Volendo, con un'ulteriore piccola divagazione, si arriva a Pinzano, al castello e al Colpion, l'antico ossario germanico. Dal punto di vista artistico abbiamo opere da scovare di Pomponio Amalteo, del Pordenone, del Pilacorte, insomma veramente ce n'è per tutti i gusti, basta avere un po' di curiosità e tempo per dedicarci, sì.
Hai parlato di gusti e ovviamente dopo una bella pedalata, dopo aver fatto tutte queste visite, ci viene anche un po' fame. Ci dai qualche specialità anche enogastronomica da assaggiare lungo questo percorso? Ma non ci manca nulla praticamente. Abbiamo le mele antiche del famoso borgo in zona Valeriano, poi vabbè, per gli amanti dei formaggi c'è solo l'imbarazzo della scelta. E io ho una predilezione particolare per i formaggi salati delle varie latterie, Usago, Molevana, per dirne alcuni. I vitigni locali autoctoni producono vini d'eccellenza e me ne vengono in mente alcuni, posso nominarli il Lucelut, il Chialigny, il Forjarin e il Piculit Neri, che vi consiglio ovviamente dopo aver concluso l'anello. Alcuni salumi insaccati cosiddetti cinghialati, sempre prodotti artigianalmente nelle zone di Travesio, e da ultimo finiamo col dolce di Spilimbergo, che è una delizia sia per il palato che per l'animo, perché in una sfoglia leggera e molto delicata c'è questo cuore tenero di crema di mandorle che insomma mi pare la ciliegina sulla torta. Dici bene, chiudere con dolcezza. Ti chiedo infine, quanto tempo ci vuole anche per attraversare questo percorso? Ma è fatto con un criterio proprio di assaporare sia il territorio che tutte le bellezze naturalistiche che lo caratterizzano, io direi un 3 orette, 4 ore possono essere più che sufficienti, quindi una mezza giornata. Che bello, allora non vediamo l'ora di viverlo e speriamo di avere ispirato anche i nostri ascoltatori a pedalare nel cuore bellissimo del Friuli Venezia Giulia. Io vi lascio per tutte le informazioni e su questi percorsi tematici anche alla sezione bike del sito turismofvg.it dove potete anche scaricare le tracce GPX oppure potete scaricare anche l'app gratuita FVG Outdoor. Tania, io ti ringrazio per averci portato in gita su questo percorso, auguriamo a tutti buona pedalata. Grazie a voi e buona pedalata, senz'altro. Gli itinerari del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Promo Turismo FVG. Un viaggio attraverso il Friuli Venezia Giulia scoprendo gli itinerari outdoor. Sia in bici o a piedi, lasciati trasportare dalla bellezza di paesaggi unici. Consulta gli itinerari al sito turismofvg.it.